essere. Tragedia della strada nel pomeriggio a Istrana, furgone contro una moto a Ospedaletto in via del Mutton, muore Centauro, nulla da fare per l'uomo nonostante l'arrivo dei soccorsi. La denuncia di un ragazzo italiano residente nel Trevigiano ma di origini africane, più volte rifiutato da 2 discoteche. Il racconto: mi dicevano, gli stranieri non entrano. Ricognizione di ponti e infrastrutture stradali, la chiede entro il 1° settembre il Ministero alle province. Il presidente Marcon crea una squadra ad hoc per i controlli. Intanto sul crollo di Genova ha reso pubblico un nuovo video del disastro. Nel frattempo Autostrade si difende, ma il titolo Atlante dei Benetton ha un'altra giornata negativa in borsa. Originario di Moriago della Battaglia, l'81enne trovata cadavere assieme al compagno nella loro casa a Levanto, in provincia di La Spezia, i corpi scoperti dopo settimane, tutte le piste aperte. Ordigni al K3, continuano le indagini della Digos, caccia al basista del comando di anarchici, intanto la sede e i militanti riprendono la loro attività. Razzia nell'abitazione di un imprenditore di Paese, sparisce anche una cassaforte sradicata dal muro, danni ingenti. Il ritorno del caldo intenso in Veneto e nella Marca, oggi raggiunte nuovamente temperature roventi, 36 gradi la massima segnalata in tutto il Veneto a Gaiarine, da giovedì nuove perturbazioni. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. E in apertura purtroppo una notizia giunta da poco in redazione con l'ennesimo incidente mortale avvenuto nella Marca e che ha coinvolto un motociclista, avvenuto poco prima delle 18:30 a Ospedaletto di Istrana, all'incrocio tra via del Muttonne e via Faganè, all'altezza del negozio Arredo Casa, dove si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamento la moto e un furgone. Non sono ancora state rese note le generalità del Centauro, che purtroppo ha perso la vita sul posto. L'intervento dei sanitari del SUEM 118, ma ogni tentativo di rianimazione del ferito si è rivelato purtroppo inutile. E adesso la denuncia di un ragazzo di 21 anni, italiano, ma di origini africane, che si è visto allontanare più volte, l'ultima soltanto qualche giorno fa, da 2 locali, uno nel Trevigiano e uno sul litorale veneziano. Sentiamo come ci racconta quanto accaduto ai nostri microfoni. È nato in Italia, ma le sue origini sono dell'Africa occidentale. Vive da tantissimi anni nel Trevigiano, ha 21 anni, una famiglia che gli vuole bene. Cordiale, sa quello che vuole, come tanti ragazzi della sua età, molti sogni nel cassetto. Ma quello che gli è accaduto più di una volta in 2 discoteche, uno nel Trevigiano e una nel litorale, lascia davvero l'amaro in bocca. Io e i miei amici volevamo andare in discoteca. Al controllo documenti, vabbè, ci sono i buttafuori e arrivo io. Praticamente sono rimasti lì, non so, un quarto d'ora a controllare i miei documenti e dopo un po' mi fanno: tu stasera non puoi entrare. Naturalmente la prima domanda che gli fai è perché, e gliel'ho chiesta. Loro la prima non si sono voltati dall'altra parte e non mi hanno risposto, non mi hanno dato risposta. La seconda è stata: perché stasera gli stranieri non possono entrare. L'ultima volta è accaduto un paio di settimane fa. Un caso potrebbe essere considerato un errore, ma ripetuto in più occasioni diventa un fatto grave di intolleranza, dice. Prima di arrivare io avevo notato la fila di extracomunitari, sì, in disparte, ma anche con amici italiani. Infatti quella sera là sono rimasti fuori anche loro, non sarei rimasto solo fuori io. Sono stato fortunato più che altro perché anche i miei amici hanno insistito a farmi entrare, altrimenti io sarei rimasto fuori. Marco, così lo chiameremo per evitare di renderlo identificabile, dato il suo timore di eventuali reazioni, è giovane e con la testa sulle spalle. Non vuole fare denunce, ma segnalare questa situazione che ovviamente lo mette a disagio anche nei confronti degli amici. La cosa più triste che mi viene è quella, perché usciamo una sera tutti insieme, magari non ci troviamo da mesi, usciamo in una discoteca e i miei amici, magari perché vogliono rimanere con me, gli tocca rimanere fuori perché io non posso entrare. La sua considerazione rispetto a quanto gli è accaduto è chiara. Siamo nel 2018, io dico vabbè, ok, tutto, c'è leggi qua, stranieri che arrivano con i barconi e così, però adesso non voglio fare una roba di fasci di tutto, però se nella mia carta d'identità c'è scritto italiano, c'è scritto che sono nato in Italia,
Io dico, non so, forse una piccola garanzia potrei anche averla. Le parole della mamma sono piene di tristezza e amarezza. È molto difficile per il fatto che tuo figlio ti chiama e ti dice mamma non mi lasciano entrare perché sono straniero. Allora a un certo punto poi mi messaggia dopo un'ora e mezza che magari è riuscito a entrare per gli amici, però una mamma resta seduta nel letto fino a che tuo figlio ti richiama e ti dice mamma adesso sto uscendo, vengo a casa. Poi termina. E abbiamo bisogno dei giovani, abbiamo bisogno di tutti, perché altrimenti questo mondo sta già fallendo. Torniamo a parlare adesso di ponti e infrastrutture stradali, ovviamente nel mirino e sotto la lente di ingrandimento dopo il disastro di Genova. Adesso il Ministero chiede alle province una ricognizione di ponti e infrastrutture entro il 1° settembre. Sicurezza stradale. Dopo la tragedia di Genova, il Ministero delle Infrastrutture chiede i dati aggiornati relativamente alle principali criticità sulla viabilità di competenza delle province. Una ricognizione che andrà consegnata a stretto giro entro il 1° settembre. Il presidente dell'ente di Sant'Artemio, Stefano Marcona, ha costituito un apposito gruppo di lavoro. La situazione in parte è già nota alla provincia di Treviso, faremo una ricognizione un po' più approfondita in modo tale da far avere al Ministero tutti i dati di cui fa bisogno. Un quadro generale è dunque già noto. Lo stato dell'arte della viabilità della provincia di Treviso non è particolarmente critico, ma va da sé che se non si fa manutenzione ordinaria e risorse non ce ne sono, andremo verso fabbisogni di emergenza e quindi critici. Noi abbiamo alcune situazioni tipo il ponte di Vidor che sono attenzionati, sul quale insomma il problema noto da tempo, qualche progettualità c'è. Abbiamo già avuto incontri anche col sindaco e con i rappresentanti regionali, sarà una delle priorità che noi segnaleremo al Ministero. Sant'Artemio che ha raccolto anche i dati sulle autorizzazioni rilasciate ai trasporti eccezionali lungo le strade provinciali, ben 1273 nel primo semestre del 2018. L'intenzione è quella di potenziare l'ufficio preposto ai controlli dei permessi. Infine il nodo risorse. Se ci lasciassero le risorse che pagano i cittadini per l'utilizzo delle strade, ricordo che le maggiori entrate derivano da un'aliquota dell'assicurazione e dalla tassa di trascrizione di passaggi di proprietà, quindi da chi utilizza la viabilità provinciale. Se ci lasciassero le nostre risorse noi saremmo in grado di manutentare, fare nuove opere e lasciare in sicurezza tutta la viabilità della Marca trevigiana. Intanto sul crollo di Genova, reso pubblico oggi dalla Guardia di Finanza un nuovo video del disastro. Intanto la commissione ministeriale continua la sua inchiesta e Autostrade si difende, ma è un'altra giornata pessima in borsa per Atlantia, è il titolo Benetton. Genova, Ponte Morandi, 14 agosto. Il consistente traffico lungo la struttura, il consueto via vai di veicoli, prima che improvvisamente l'inferno si manifesti sotto forma di un crollo incredibile. Sono le immagini di 3 telecamere private di sicurezza da angolazioni diverse, acquisite dalla Guardia di Finanza e rese pubbliche oggi. Gli attimi terribili del disastro quando la normalità si trasforma in tragedia, in pochi secondi. Ma anche immagini utili all'inchiesta perché mostrano la strada che cede ai 2 lati della campata e il pilone che si spezza facendo collassare l'intera struttura. Combinate fra loro e incrociate con la versione fornita da alcuni testimoni oculari, farebbero instradare l'ipotesi investigativa sul cedimento degli stralli, i tiranti che reggevano la strada. Ma che la strada sia lunga lo dimostra quanto affermato nelle ultime ore dalla commissione ministeriale chiamata a far luce sul disastro e che parla di una serie di concause da esaminare. Più veloci invece gli effetti del braccio di ferro governo Autostrade sulla revoca della concessione e l'ipotesi di una nazionalizzazione proposta dal Movimento 5 Stelle, ma che vede la Lega molto più prudente. Atlantia, la holding del gruppo Benetton che controlla Autostrade, stamane è stata ammessa agli scambi di Piazza Affari cedendo oltre l'8% dopo un prolungamento dell'asta di preapertura in quanto il titolo non riusciva a fare prezzo. Altra giornata nera a conseguenza pure delle polemiche sul cosiddetto decreto Salva Benetton votato nel 2008. Ma Autostrade ribadisce. Noi, e lo ripeto, nei confronti delle vittime, dei parenti delle vittime, gli amici, la società e la collettività sentiamo fortemente la nostra compassione, la nostra vicinanza, il nostro strazio nei loro confronti, ma non riteniamo ci siano le condizioni
per assumersi la responsabilità per un evento che ancora deve essere indagato a fondo, e vi assicuro che io sono convinto che dalle indagini, come è giusto che sia, emergerà quello che è veramente successo. Nel frattempo in procura a Genova si sta valutando se contestare i futuri responsabili da accertare, oltre al disastro colposo, l'omicidio colposo plurimo e l'attentato alla sicurezza dei trasporti, anche l'omicidio stradale colposo. Tutte le relazioni di cui sono a conoscenza erano relazioni che davano uno stato di salute buono del ponte. Però questo sarà oggetto ovviamente di verifiche, sarà oggetto di analisi della magistratura, di perizie, e questo sarà, penso, la prima priorità. Adesso il giallo per la morte di una coppia di anziani trovati cadavere dopo settimane nella loro abitazione. Il dramma è avvenuto alla Spezia, una delle vittime è originaria del Trevigiano. Si attende l'esito dell'autopsia sui corpi, tutte le ipotesi restano aperte, anche l'omicidio-suicidio, ma potrebbe rivelarsi anche un doppio malore, visto le precarie condizioni di salute di entrambi. 2 cadaveri a poca distanza l'uno dall'altro. 2 corpi in avanzato stato di decomposizione, complice il caldo, morti da settimane. È un documento di identità che ha fatto rimbalzare l'eco della tragedia da Levanto, provincia della Spezia in Liguria, alla Marca trevigiana. Perché uno dei corpi irriconoscibili trovati dai carabinieri in quella casa dopo l'allarme lanciato dai vicini apparterrebbe a Liliana Chenet, 81 anni, da 2 decenni residente a Levanto, ma originaria di Moriago della Battaglia. Vicino al suo cadavere quello di Angelo Foglio, 77enne del posto, con il quale conviveva da tempo. Tanti dubbi su questo doppio dramma. Lo stato delle salme era tale da non riuscire a identificare lesioni o ferite esterne a un primo esame. L'abitazione senza segni di scasso. Un doppio malore fatale a poca distanza l'uno dall'altro? Un suicidio in coppia? O peggio, un omicidio-suicidio? Tutte le piste degli investigatori al momento sono aperte. Il racconto dei vicini parla di una coppia tranquilla che si vedeva spesso passeggiare nei dintorni. 2 vedovi che avevano deciso di trascorrere insieme i loro ultimi anni. Nonostante vivessero in centro, nessuno ha notato la loro assenza per giorni, finché il dubbio dei vicini si è trasformato in cruda realtà. Nelle prossime ore verrà fissato l'esame autoptico, l'unico a poter dare le prime risposte al giallo. A Moriago intanto i carabinieri stanno cercando qualche parente o qualcuno che possa ricordare Liliana non solo per il riconoscimento ufficiale, ma anche per sapere qualcosa di più di questa 81enne trovata senza vita in una assolata mattina di agosto. Adesso torniamo a parlare dell'attentato alla sede provinciale della Lega, alla K3 a Villorba, con le indagini della Digos che proseguono serrate con il coordinamento della Procura distrettuale di Venezia. Come sappiamo tra le piste investigative c'è anche quella di un basista che potrebbe aver fornito supporto logistico al comando degli anarchici, almeno 2 o 3 persone che avrebbero agito per il fallito attentato. Come sappiamo una degli ordigni è esploso e l'altro è stato invece fatto brillare alla sede del K3. Ci sono immagini delle telecamere di sorveglianza che vengono vagliate in queste ore, anche le tracce, persino le tracce biologiche rinvenute ovviamente sul luogo. Dicevamo indagini serrate. Poi c'è l'altra parte della faccenda, c'è la vita dei militanti che continua nella sede storica della Lega in provincia a Villorba, e allora siamo in collegamento telefonico proprio con uno di questi importanti militanti, ovviamente uno anche dei dirigenti, il commissario cittadino della Lega, Mauro Michelon. Buonasera Michelon. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Allora, le chiedo a qualche giorno dalla vicenda, mentre come dicevamo c'è un'indagine ovviamente in corso, l'attività è ripresa. Per la verità è ripresa già da giorni successivi, però insomma a qualche giorno di distanza il clima al K3 com'è in questi giorni? Ma è positivo, oltretutto abbiamo talmente tanto da fare che non abbiamo tempo per pensare a quello che è successo. Andiamo avanti e si guarda sempre avanti. Ecco, peraltro lei è stato uno dei militanti, insomma degli esponenti del Carroccio che era presente quel lunedì in quella famosa riunione nella quale se qualcuno fosse uscito a fumare nella scala antincendio avrebbe potuto azionare l'ordigno, è vero? Sì, c'ero anch'io in una riunione informale, stavamo decidendo un attimo che per la festa alcuni
come farla, come circoscrizione, come partecipare, e nel frattempo succedeva altro. Così. La sensazione che ha avuto nell'apprendere poi che eravate davvero vicini a quell'ordigno? Ma niente, come dico, bisogna sempre guardare in maniera positiva, ripeto, visto cosa è successo a Genova, quel famoso ponte, come ho già detto, vuol dire che non era destino, che andava bene così. Non ci si pone più problemi, si guarda avanti, è successo, staremo più attenti quando andremo a aprire la sede, le porte della sede, però non si può vivere di paura, perché è quello che vogliono loro. Chi fanno queste azioni vogliono farci vivere con la paura. Senta, in questi giorni è stato annunciato un rafforzamento della sicurezza, avete notato questo rafforzamento? È un rafforzamento discreto da parte delle forze dell'ordine? Sì, l'abbiamo notato, è discreto, come hanno sempre detto, in maniera molto discreta, però ci sono e si fanno sentire. L'ultima cosa che le chiedo, fra poco più di un mese, anzi fra un mese, verso la fine di settembre c'è la festa provinciale della Lega Nord, da tradizione alla fine di settembre. Ecco, come vi portate a questo appuntamento, a preparare questo appuntamento, anche sapendo che dopo quanto successo alla K3 sarà ovviamente un obiettivo sensibile? Ma abbiamo l'elezione del segretario di circoscrizione, l'elezione del segretario provinciale, abbiamo la festa e rinizia l'attività a pieno ritmo del Consiglio Comunale di Treviso, c'è tantissima carne al fuoco. Ecco. Ripeto, dobbiamo essere sereni e stare un po' più guardinghi, ma non cambiare le nostre abitudini, questo è certo. Se no vuol dire che hanno vinto loro, cosa a cui noi non daremo mai soddisfazione, questo è chiaro. Benissimo, la ringrazio, grazie a Mauro Michelon per la sua testimonianza e anche per il messaggio che ha lanciato, insomma, non avere paura perché è quello che vogliono loro. Grazie e buon lavoro. Intanto ovviamente quanto è successo al K3 ha alimentato la psicosi per l'allarme ordigni e questo ha fatto scattare un'allerta ieri nel piazzale della stazione delle Corriere a Treviso. Un trolley abbandonato vicino ad una colonna della stazione delle Corriere lungo Sile Mattei a Treviso ha fatto scattare l'allarme bomba. Ad accorgersi della valigia il personale della MOM, che prima ha accertato che non fosse stata reclamata da qualche passeggero, poi ha lanciato l'allarme. Sul posto 2 volanti della polizia e gli artificieri. L'attenzione dopo l'attentato al K3, la sede provinciale della Lega, è altissima. Le Corriere sono state fatte fermare a distanza di sicurezza, i passeggeri hanno dovuto attendere che le operazioni fossero finite. Dalla valigia non pendeva nessun filo e all'esterno non si vedevano possibili inneschi. Gli artificieri hanno comunque fatto brillare il trolley. Fortunatamente si trattava di un bagaglio probabilmente dimenticato da qualche passeggero. Sia CTV che MOM hanno messo a disposizione degli investigatori tutti i filmati registrati nelle ore precedenti per individuare il proprietario della valigia, che probabilmente ha dimenticato salendo su un altro mezzo. Restiamo in città, partita da Casugana la richiesta di incontro del sindaco Mario Conte al ministro dell'Interno Salvini per discutere di sicurezza di migranti e di competenze della polizia locale. Lo aveva annunciato subito dopo l'elezione. Il sindaco Mario Conte è fiducioso di incontrare già nel mese di settembre il ministro dell'Interno e il leader della Lega Matteo Salvini per parlargli a quattro occhi di sicurezza. La richiesta è formalmente partita da Casugana. Nei giorni scorsi abbiamo appunto inviato questa richiesta di appuntamento perché tanti sono i temi cittadini che vorrei affrontare insieme al ministro, a partire dalla presenza dei richiedenti asilo nella struttura della ex caserma Serena e negli altri centri di accoglienza che sono distribuiti nel territorio. Con il Ministro voglio affrontare il tema dei disagi che la presenza di queste persone arreca alla comunità, non tanto loro con la loro presenza fisica, ma le ripercussioni da un punto di vista di costi per quanto riguarda forza dell'ordine e aspetti sanitari. Questione richiedenti asilo, quindi problematica sotto diversi aspetti, secondo Conte, che la scorsa settimana ha incontrato i gestori dell'ex caserma Serena ai confini tra Treviso e Dosson, chiedendo e ottenendo la pulizia dell'area tra San Lazzaro, il cimitero e il centro di accoglienza. Sul fronte dell'ordine pubblico il sindaco sottoporrà al ministro un altro nodo da risolvere, quello delle competenze della polizia locale. Purtroppo per ben 12 volte i nostri agenti sono finiti in ospedale
perché hanno cercato di svolgere il loro dovere, sono stati aggrediti e crediamo che oggi non sia più tollerabile questo tipo di situazione, e quindi chiediamo al Ministro Salvini di trovare insieme una soluzione che possa inquadrare in modo definitivo il corpo della Polizia Municipale. Necessario, conclude Conte, riconoscere formalmente che i vigili sono ormai una vera e propria forza dell'ordine e attrezzarli di conseguenza. Noi dobbiamo capire appunto come vogliamo impiegare in Italia la Polizia Municipale e se saranno forza di polizia dovranno essere anche dotati degli adeguati strumenti per poter difendere sia i cittadini che loro stessi. Ancora ladri in azione nella Marca trevigiana, lo vediamo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta con la cronaca dalla Marca, da Paese nello specifico, il furto in casa di un imprenditore, sparita anche la cassaforte. L'officina, gli uffici e le case di genitori e figli, tutto nello stesso complesso, lungo la Castellana. Ma questo non ha dissuaso i malviventi che sabato notte hanno scassinato una finestra entrando nell'abitazione di Andrea Minello, 40 anni, uno dei figli di Walter Minello, titolare dell'omonima Autodemolizioni di Paese. Approfittando dell'assenza dei padroni di casa, sono riusciti a sgattaiolare nell'appartamento puntando alla camera da letto, dove hanno scoperto la cassaforte a muro sradicandola dalla parete e lasciando dietro di sé, al di là del valore dei preziosi portati via, danni a non finire. All'interno della cassetta blindata c'erano gioielli e munizioni, una cinquantina di cartucce. Il colpo è stato denunciato ai carabinieri di Montebelluna. Si conta di ricavare indizi utili dalle telecamere di videosorveglianza dell'edificio, ma l'impressione è che chi ha agito conoscesse il posto per averlo in qualche modo frequentato o avere quantomeno compiuto un precedente sopralluogo. Per i Minello è la prima volta, ma in via Montesanto, stradina di case singole appena dopo il centro di Paese, furti in passato ce ne sono stati già diversi. L'attenzione torna alta tra i residenti, così come tra le forze dell'ordine che hanno da subito potenziato i passaggi nelle ore notturne. Allora torniamo a parlare del caso Ascopiave con un nuovo conflitto che si apre nella multi-utility impegnata, come sappiamo, in un riassetto che potrebbe aprire le porte al fondo infrastrutturale F2I. Riguarda il conflitto, la polemica, il prezzo di recesso fissato a 3,75 euro dopo la modifica dello statuto di Asco Holding, la società che controlla Ascopiave. Plavis Gas, infatti, socio forte con l'8,61%, contesta la procedura, ma in una nota ufficiale la holding risponde che le contestazioni sono infondate e imprecise, dice appunto Asco Holding, e il CDA si è già attivato per chiedere al Tribunale la nomina di un esperto terzo, come previsto dallo stesso articolo del Codice Civile, sulle cui decisioni finali sarà calibrata una ulteriore offerta in opzione che avrà oggetto esclusivamente le azioni dei soci contestanti. Intanto sulla questione crack delle Popolari Venete continua la furia dei risparmiatori per il ritardo del decreto rimborsi, manca soltanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I risparmiatori sono piuttosto incavolati e vogliono la pubblicazione del decreto subito della legge che sta e giace. Le vittime del crack delle Popolari Venete vivono una situazione di stallo paradossale. Il decreto che darebbe il via ai risarcimenti, approvato nella precedente legislatura, ora langue inspiegabilmente fermo sul tavolo del governo. Il governo deve soltanto prenderlo con un motociclista, mandarlo al poligrafo di Stato e pubblicarlo e diventa efficace, quindi è un atto solo, c'è solo un motociclista che ci divide dal rimborso. Il decreto però rimane fermo, mentre molte vittime di questa vicenda ne avrebbero bisogno urgente. Abbiamo un caso per esempio di una pensionata che aveva tutta la liquidazione del marito investita in azioni e purtroppo adesso si ritrova a zero, addirittura con problemi proprio di quotidianità. Una quotidianità difficile anche per gli imprenditori. Noi avevamo questi soldi accantonati per il TFR che ci dava una certa garanzia. Loro azzerandomi mi impediscono, oltre a crearmi un debito con i miei dipendenti, mi impediscono qualsiasi investimento. Se il funzionamento del fondo di ristoro finanziario può essere migliorato, ciò non toglie, secondo le associazioni di risparmiatori e azionisti, che il testo attuale sia già soddisfacente. Gli manca solo una cosa. Che la politica, come sempre, faccia le cose che devono essere fatte, perché di chiacchiere ne hanno fatte tante, poi alla fine vediamo che ci sono sempre dei punti, non si sa, non si vede, non si nasconde, non presentano i documenti o
li tengono nascosti, eccetera, eccetera. In chiusura parliamo del caldo intenso che è tornato di prepotenza a farsi sentire in tutto il Veneto e oggi si sono raggiunte nuovamente temperature roventi e il record di oggi spetta alla Marca Trevigiana a Gaiarine con la massima segnata a 36 gradi. Caldo su tutta la fascia nord-orientale con 34 gradi registrati in diverse località, anche 35 gradi. Un clima rovente ma con leggera ventilazione da est e tassi di umidità meno alti di quelli dell'ultima fiammata africana, spiegano al centro ARPAB di Teolo. Ritorno del caldo che era previsto, dato l'espandersi del campo anticiclonico sull'Italia del nord. Sono risalite anche le minime durante la notte, intorno ai 20-21 gradi. Un cambiamento della circolazione è però previsto da giovedì, quando sull'Italia dovrebbe affacciarsi da ovest una nuova perturbazione di matrice atlantica che porterà un calo termico anche sensibile nel fine settimana. Questo avverrà nei prossimi giorni. Cosa avverrà invece nelle prossime ore lo vediamo nel meteo e con questo ci salutiamo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero. Ben ritrovati al meteo. Prevale il bel tempo su tutto il nostro territorio, ma con i soliti disturbi sui monti. Nel dettaglio sul Veneto sarà ampiamente soleggiato, sarà dunque una splendida giornata all'insegna del sole su tutti i settori. Al pomeriggio, tuttavia, non si esclude qualche breve acquazzone di calore sui rilievi, cielo sempre sereno o al massimo poco nuvoloso invece altrove. Temperature minime tra 20 e 24 gradi, massime comprese invece tra 30 e 35 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, situazione molto simile, solamente con qualche pioggia al pomeriggio sui rilievi alpini. Ampio soleggiamento invece altrove, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 21 e 23 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 32 e 35 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, con tanto sole al mattino e con accesa instabilità invece a partire dal pomeriggio, con temporali soprattutto sui settori meridionali, localmente anche di moderata intensità. Temperature minime tra 19 e 20 gradi, massime comprese invece tra 29 e 33 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero.